Buongiorno, ben ritrovati. La prima edizione di Antenna 3 anche in questo sabato 30 dicembre per raccontarvi il territorio dalla cronaca alla politica, all'economia, al sociale. Allora, subito come sempre in primo piano c'è la cronaca ci racconta di una scossa di terremoto di intensità 2.9 sulla scala Richter che è stata avvertita questa mattina nella zona della Lessinia, siamo in provincia di Verona, al confine con la provincia di Trento, lo ha reso noto la Protezione Civile regionale. Il movimento sismico fortunatamente non ha provocato danni, ha interessato un'area soprattutto industriale, nei comuni di Erbezzo, Sant'Anna d'Alfaedo, Brentino, Bosco, Chiesanuova, Ferrara di Montebaldo. L'epicentro è stato localizzato in un'area a 2 km a sud-est dal comune di Ala, in provincia di Trento, a una profondità di 14 km. Questo dunque quanto è stato avvertito questa mattina e fortunatamente, lo dicevamo, non sono stati registrati danni a cose o a persone, ma è stato rilevato ovviamente dai sistemi della Protezione Civile regionale con una scossa, lo dicevamo, di 2.9 sulla scala Richter per questo sisma in Lessinia ai confini con la provincia di Trento. Ancora la violenza sulle donne in primo piano. Ieri abbiamo raccontato della prima effetto del codice rosso bis che consente di fatto alle forze dell'ordine l'arresto anche in differite, non solo in flagranza, per i maltrattamenti nei confronti delle donne. Un primo caso in Veneto a Padova, un secondo caso sempre a Padova ad Anguillara. Ancora un intervento per violenza di genere nel Padovano dopo la prima applicazione del codice rosso bis, un secondo caso ad Anguillara Veneta. I carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato per maltrattamenti in famiglia un 31enne nigeriano che aveva appena picchiato la moglie. La donna, una giovane di 24 anni connazionale, dopo la violenza era riuscita a chiamare i carabinieri per poi rifugiarsi a casa di un vicino. Quando i militari sono arrivati sul suo volto hanno subito notato i segni delle percosse. I carabinieri hanno trovato il marito, lo hanno arrestato mentre la donna è stata medicata in ospedale e poi dimessa. E a proposito di violenza sulle donne, leggiamo dal sito di Treviso Today, aggredita dal compagno il giorno dei funerali di Vanessa Ballan, trentenne salvata dai carabinieri, è successo nella zona di Volpago del Montello. La donna avrebbe avuto una discussione molto violenta nel giardino di casa, si è rifugiata in macchina da dove ha chiamato il 112 e il fatto è venuto proprio ieri quando a Castelfranco si celebravano le esequie della 26enne di Rese Pio X, rimasta vittima del femminicidio. Quindi questa chiamata di una donna che appunto era stata aggredita dal compagno, si è rifugiata in auto, ha chiamato i carabinieri e ha consentito ai carabinieri di intervenire nella zona del Montello. È successo proprio ieri, proprio mentre si celebravano i funerali di Vanessa Ballan, oltre 1000 persone a Castelfranco Veneto nel giorno dell'addio. È un silenzio quasi irreale quello che avvolge l'arrivo di Vanessa Ballan nella sua Castelfranco. Dentro e fuori il Duomo sono oltre 1000 le persone che prima accompagnano il feretro con lo sguardo, poi sorreggono i familiari della ragazza e il compagno Nicola. La città ha trattenuto il respiro per tutta la cerimonia, rispettando un lutto che non è stato di circostanza e che ha coinvolto l'intera Castellana, con il sindaco Stefano Marcon e il collega di Riese Pio X Matteo Guidolin, accanto a tutti i colleghi della Marca Occidentale e a diversi esponenti politici, dal sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari al presidente della regione del Veneto Luca Zaia, prefetto, questore e forze dell'ordine, a dare voce a un'intera comunità, il vescovo Michele Tomasi. Non c'è un motivo al mondo che giustifichi questo atto, questa violenza, non c'è mai, non c'è sicuramente nel caso di Vanessa e della creatura che lei portava nel grembo. Ed è allora una totale insensatezza che rompe nella vita, in una vita come le nostre, normali, alle volte magari un po' incoerenti. Non c'è un senso nella sua brutale uccisione.
Questo è il male. E con il male non abbiamo il diritto di venire a patti. Parole dure che però lasciano spazio alla fede, una fede che va coltivata nel silenzio della verità. Silenzio nella preghiera che invoca la consolazione delle vittime e la conversione dei violenti. Non certo il silenzio della ricerca della verità, della giustizia, nemmeno il silenzio nell'impegno per una civiltà che rifiuti nelle parole, negli atti e nei fatti la violenza sulle donne e che superi finalmente la follia di voler possedere una persona. Messaggio che fa proprio il fratello di Vanessa. Il suo ricordo personale diventa un appello potente nel giorno più doloroso. Dovremmo imparare di più ad aprirci agli altri, ad essere accorti, ad essere vicini cercando di comprendere di più i cuori e non girarci dall'altra parte solo perché abbiamo tante cose da fare. Indossiamo gli occhiali sbagliati, dovremmo buttarli via e mettere quelli dell'amore. Avete visto nelle immagini presenti alle esequie non solo i sindaci della Castellana, ovviamente il sindaco Stefano Marconi in primis, ma anche il governatore Luca Zaia e il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari. È la seconda volta che vengo in questa chiesa per un femminicidio, peraltro. Prima Iole Tassitani e oggi Vanessa Ballan. Penso che non ci sia altro da aggiungere se non quello che bisogna, da un lato, inasprire ancora di più le pene, perché pensare che si possa addirittura prendere 10, 20, 30 anni e non restarci a vita in carcere è grave. E dall'altro il lavoro di comunità, esattamente quello a cui ha fatto riferimento il fratello di Vanessa. Non aggiungo altro. Fare rete contro la violenza è sì la priorità, ma anche il sistema delle pene e della loro applicazione va rafforzato. Smuove un duplice fronte Luca Zaia, che nel giorno dell'addio a Vanessa Ballan ricorda Iole Tassitani, la 42enne castellana uccisa 16 anni fa da Michele Fusaro, il killer che nei mesi scorsi è uscito per la prima volta dal carcere per un permesso premio. Oggi come ieri il dolore è forte, lo dice anche Maria Gomierato, sindaca all'epoca. Io dico sempre, l'ho sempre detto, il momento più difficile, il dolore più grande dei miei 10 anni da sindaco, perché è stata una ferita per tutta la comunità, per tutta la città, perché eravamo tutti increduli, attoniti. E ritrovarci qua dopo 16 anni a piangere un'altra giovane donna, una giovane mamma, è veramente quello che non avrei mai voluto riprovare. A Castelfranco il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari, proprio sul fronte della lotta alla violenza di genere, annuncia un giro di vite. L'indignazione non basta, quello che abbiamo fatto anche di recente con il codice rosso è sicuramente utile, se ci sarà bisogno di fare ancora qualcosa noi ci saremo. E credo che sconti di pena, sconti nelle procedure non possano più esistere. C'è poi l'altro capitolo, quello che ha portato il Ministero della Giustizia a chiedere alla Procura di Treviso di relazionare sul perché nell'ottobre scorso, in occasione della prima denuncia presentata da Vanessa, non sia stata richiesta l'adozione di una misura cautelare nei confronti di Bujar Fandai, che da stalker è diventato assassino. Attendiamo anche ad esempio di sapere, ripeto qui da Treviso, che cosa è accaduto e se è accaduto qualche cosa. Dopodiché ci muoveremo, noi come giustizia, ma credo lo dobbiamo fare come comunità, tutti assieme. Io ho ascoltato, come avete ascoltato tutti, le parole del procuratore. Sarà lui a eventualmente dirci se c'è stata qualche sottovalutazione o meno. L'avete visto tantissima gente, cittadini comuni e poi anche le colleghe di Vanessa Ballani. Lacrime, c'è dolore, ma c'è anche tanta rabbia. C'è una collega di lavoro al supermercato. Posso dirvi altro?
Che ricordo hai di Vanessa? Meraviglioso. Era un'amica stupenda. La ricorderò per sempre. Era una persona meravigliosa. Una persona migliore non lo potevi trovare. Arianna, le lacrime sgorgano tra la voce rotta. Ha lavorato fianco a fianco di Vanessa in quel supermercato che insieme a lei ha condiviso la pressione del suo carnefice. Ne ricorda il sorriso, la bontà, la luce negli occhi per la vita e l'amore per il suo bambino. Ed insieme ad Arianna, oggi per l'ultimo saluto a Vanessa, c'erano tutti i suoi colleghi di lavoro. Abbiamo tanta rabbia, sì. Forse si vede, ma ce la teniamo per noi. Abbiamo tanta rabbia perché non doveva succedere. Nessuno era a conoscenza della relazione trascorsa tra i due. Fandagi era per loro un semplice cliente attratto da Vanessa, ma diverse commesse avevano intercettato nel tempo quella presenza come un'ossessione. Noi avevamo paura, sì, però cosa potevamo fare? Niente. Però, perché avevate paura? Perché è una persona che non ti fidi già dal vedere dalla faccia. Se lei ci diceva cosa potevamo fare, lo facevamo. Magari denunciare anche noi ragazze, facevamo una denuncia. Anche se facevamo una denuncia, magari non serviva. E io mi dico ancora a cosa servono le leggi. Tra le centinaia di testimonianze di vicinanza, quelle per la famiglia. Sono amica della nonna. Mi fa male il cuore perché so quando che è nata Vanessa. Siamo troppo scossi da questa vicenda e ci dispiace. Voi conoscete la famiglia? Sì. Nicola è il ragazzo? Nicola, sì. Lavora per noi, non un dipendente, ma comunque siccome lui fa posatore di piastrelle, quindi era un nostro, diciamo, collaboratore. Quindi oggi voi siete qui per sostenere la famiglia, sì. O di chi, pur non conoscendo la vittima, ha voluto portare l'affetto di un'intera comunità. Avevo piacere ad essere qui oggi, semplicemente come gesto simbolico. Non ho parole, non dico niente. Il bambino, quello di 4 anni, come può sentirsi quando gli verrà detto tutta la situazione, come è successo, della mamma e che il fratellino non ha potuto nascere, non ha potuto conoscerlo. Bisognerà stare vicini a questo bambino. Esattamente. Io sono qui per sostenere contro la violenza, insomma, che non ci sia più violenza, non ci siano più queste cose. La vita è bella e breve. Non serve fare questa cosa qua. Ed è stato un anno molto difficile in tutta Italia e soprattutto in Veneto su questo fronte, ovviamente da Giulia Cecchettina a Vanessa Ballan, ma tanti, troppi altri casi. Secondo la Treccani la parola del 2023 è proprio femminicidio. Femminicidio è il termine utilizzato per indicare un omicidio in cui la donna viene uccisa da un individuo per motivi basati sul suo genere, e questo è il sostantivo che Treccani ha scelto come parola dell'anno 2023. Il significato di femminicidio è un significato preciso e credo che siano importanti le due componenti. Intanto la componente del legame affettivo e poi appunto del fatto che è un fenomeno che è unidirezionale. Rarissimamente donne deluse uccidono il maschio con cui hanno avuto un rapporto che magari si è interrotto anche bruscamente, mentre il contrario avviene in misura molto rilevante. Anche chi cerca di sminuire le statistiche non riesce più di tanto, perché è un fenomeno veramente palese. Un termine che ha quasi 100 anni, ma che è entrato di recente nel nostro vocabolario. La prima attestazione è trovata dall'Accademia della Crusca del 1923, poi è caduta in disuso e effettivamente adesso è una parola recente, ma non recentissima, ormai è maggiorenne perché è dal 2001 che ne parliamo. Quindi già questo dice qualche cosa sulla scelta fatta da Valeria Della Valle per la Treccani, cioè di scegliere non una parola sorta dal nulla, ma una parola che evidentemente quest'anno si è ritenuto abbia assunto una significatività, un'importanza da dover essere, diciamo, riconosciuta con questo titolo di parola dell'anno. La scelta della Treccani apre poi ad una riflessione più ampia di come le parole e la lingua possono avere un ruolo importante nell'abbattimento delle barriere legate alla questione del genere. Questo è un tema
delicatissimo che riguarda un po' tutto il peso che la lingua ha nella creazione del pensiero che ha o non ha. Io su questo mi mantengo prudente perché non sono neppure particolarmente competente, è l'antropologia che sa dire meglio queste cose, però certamente riflettere sugli usi linguistici che ci sono stati tramandati per capire che cosa nascondono, che cosa hanno dietro, credo che sia un elemento importante per vedere anche più chiaro sui nostri atteggiamenti, in questo caso nei confronti del ruolo della donna nella società, del rapporto maschi-femmine e anche della violenza che in genere va in una sola direzione, cioè dai maschi alle femmine, è rarissimo il contrario. Cambiamo argomento adesso, torneremo fra poco alla cronaca. Allora parliamo di ambiente, parliamo di una manifestazione svoltasi questa mattina a Vescovana, siamo in provincia di Padova, dove i cittadini hanno risposto alla chiamata dei comitati contro il nuovo impianto di biogas proprio nella zona della Bassa Padovana. In marcia questa mattina il grido di La Pianura sta soffocando, ha seguito questa protesta e sta seguendo questa protesta la nostra Anna De Roberto. Allora Anna, vediamo cosa ha raccolto. Un impianto da 6 megawatt, ci sono 10 ettari che sono a rischio. Qui a Vescovana si dovrà costruire un impianto di biogas che deve produrre 1500 metri cubi di biogas, di cui 500 composti da CO2. Alle mie spalle c'è una comunità intera, non c'è solo Vescovana, ma ci sono tanti comuni che hanno scelto per la prima volta di metterci la faccia e di scendere in piazza. Sta per partire il corteo, ci sono tanti bambini, sono i ragazzi della scuola Suzuki di Vescovana, ma ci sono anche tanti sindaci, Boara Pisani, Granze, Villa Estense e la stessa Vescovana. Il comitato Lasciateci Respirare è qui, ha organizzato Anima, Francesco Miazzi, da sempre di questa battaglia. Perché no questo impianto? Perché è un impianto impattante, devastante per questo territorio. Stiamo parlando di centinaia di ettari di produzione agricola che dovrebbero essere votati a dar da mangiare a un biodigestore invece che dar da mangiare alle persone. Produrrà un consumo di suolo di circa 10 ettari, ingenti emissioni di CO2 e di altri gas climalteranti. In una situazione di cambiamenti climatici e di emergenze ambientali, questi sono impianti che vanno fermati e vanno riconsiderati. Allora noi intanto il corteo inizia proprio a partire, in qualche modo lo seguiamo, voi non vi fermerete in questa battaglia? Assolutamente no, continueremo in ogni situazione dove sarà possibile esserci. C'è la politica anche con voi, chiedo a Cristian di seguirmi, eccola qua, tanti i sindaci, Alessandro Bisatto, consigliere provinciale, lei dice vogliamo vederci chiaro, intanto il corteo è in movimento, quali sono i dubbi su questo impianto? Beh, la dimensione e soprattutto la produzione che dovrebbe essere conferita qui è incompatibile con una produzione saccarifera della provincia di Padova che di fatto già conferisce su Ponte Longo, ma probabilmente questo è già un effetto secondario, in realtà è l'impianto in sé che lascia molti dubbi e quindi riteniamo che gli enti superiori a partire dalla Regione debbano porre parecchia attenzione all'impianto, verificare se ci sono tutte le condizioni perché funzioni. Grazie Alessandro Bisatto, lì ci sono i sindaci, guardate un fiume di cittadini che ha scelto di essere presente questa mattina. Ci sono stati diversi incontri in queste settimane, in questi mesi alla cittadinanza per spiegare i contenuti di questo progetto e questa è la prima volta davvero che la Bassa sceglie di scendere in piazza. Il corteo è partito dall'agriturismo Quattro Rose di Vescovana e adesso appunto si sta dirigendo nel luogo in cui dovrà essere costruito questo impianto, accanto all'impianto anche un mini zuccherificio. Ecco, guardate i cittadini, come dicevamo ci sono i ragazzi delle scuole, le persone stanno agitando le campanelle, alle spalle dei cittadini un corteo anche di trattori perché hanno aderito anche le associazioni agricole del territorio, trattori che protestano
perché è tutto terreno che appunto verrà sottratto all'attività agricola per la costruzione di questo impianto di biometano. Ricordiamo produzione di 1500 metri cubi di biogas da liquami e da scarti vegetali e poi il mini zuccherificio annesso. Dunque l'intera bassa che sceglie di scendere in piazza contro questo impianto. Queste sono le immagini, ovviamente Protezione Civile, Forze dell'Ordine e anche Proloco. Abbiamo raccolto anche il sostegno del parroco di Vescovana per questa manifestazione ed ecco vi lasciamo con le immagini dei trattori che seguono il corteo di persone, sono circa 200 le persone e i trattori che vanno a chiudere il corteo con le bandiere delle associazioni di categoria. Questo dunque è il racconto di Anna De Roberto questa mattina a Vescovana. Torniamo alla cronaca, fra poco ci collegheremo anche con Venezia. Sono ore di apprensione per le condizioni di Vittorio Emanuele Parsi, professore della Cattolica, tra i più noti esperti di questioni geopolitiche a livello nazionale e internazionale, operato d'urgenza nelle scorse ore a Treviso per un malore, operato al cuore. Le sue condizioni sono molto gravi, si trovava nella zona di Cortina per una breve vacanza. Si trovava a Cortina per una breve vacanza quando è stato colto da un malore, un dolore al petto violentissimo. Vittorio Emanuele Parsi, 62 anni, professore ordinario di relazioni internazionali alla Cattolica, analista geopolitico tra i più apprezzati in Italia e all'estero, volto noto di talk show e trasmissioni televisive, è stato operato d'urgenza al cuore all'ospedale di Treviso. Parsi si è sentito male nella serata di mercoledì. Dopo aver accusato il malore è stato portato al vicino ospedale Codivilla di Cortina. Da lì, valutata la gravità delle sue condizioni, è stato trasferito prima a Belluno e poi al Cafoncello, dove il professore dopo l'intervento è stato ricoverato in terapia intensiva. La prognosi è riservata, le sue condizioni sono molto gravi. A Treviso i familiari sono in attesa. Parsi si è sempre occupato delle trasformazioni del sistema internazionale dopo la fine della guerra fredda, della politica estera italiana e della sicurezza in Medio Oriente, fino alla questione dell'invasione russa all'Ucraina, tema sul quale è stato tra i riferimenti più costanti dei media del nostro paese. Innumerevoli le collaborazioni con i giornali, centri studi e università. A Venezia adesso per parlare del bilancio di fine anno del sindaco Luigi Brugnaro che partendo dai lavori in atto annuncia cosa accadrà nel 2024. A tenere banco il ticket d'ingresso a Venezia, attuato nel 2024 il giorno di San Marco, patrono della città, 25 aprile. Non chiamatelo numero chiuso, la raccomandazione del sindaco Brugnaro. Non è un numero chiuso, è semplicemente l'obbligo di prenotazione. Non è un numero chiuso, nel senso che se uno vuole paga 5 euro e viene. Si prenota, paga 5 euro, non c'è un numero chiuso. Noi faremo dei varchi che cercheranno in qualche modo di dissuadere le persone a venire proprio quel giorno. E lo dico anche proprio ai nostri amici veneti, dicono sono 20 giorni, ti va a venire proprio qui. Sarà il giorno in cui tutti gli occhi del mondo saranno puntati sulla Serenissima, dice. Devo dire che dal mondo problemi non ne abbiamo avuto neanche uno. Cioè nessuna domanda, anzi c'è stata una signora americana che mi ha mandato $5. Sì, li ho messi da parte, sì, li metto da parte, lo giuro, ma ancora 2 anni fa, per dire che sono molto d'accordo su di noi, con noi. Sarà un 2024 difficile per via delle ripercussioni sul Mar Rosso della guerra israelo-palestinese in atto, che si sta già riversando sui nostri porti. È difficile, quello che sta succedendo a Suez, l'attacco alle navi, cioè voi dite, ma cosa sta dicendo adesso? No, avremo un ritorno abbastanza forte nei nostri porti. Nella prossima primavera, annuncia Brugnaro, previsto l'avvio dei cantieri per il Bosco dello Sport. Penso verso marzo, insomma, cioè sarò là col vanghetto, mi metterò a seguire i lavori passo passo. Inizieremo la stazione di Mestre, abbiamo consegnato il polo di San Giuliano, lo dico anche ai ragazzi che studiano a Padova, provate a informarvi perché ci sono palestre dentro, non c'è soltanto la voga, un po' l'idea del campus all'inglese. Tra i progetti in atto l'avvio dei lavori della seconda vasca di accumulo dell'acqua Piovana Mestre per l'area Carpenedo-Bissuola, investimento da 20 milioni di euro. Quindi i programmi per la mobilità pubblica sostenibile con l'acquisto di 90 bus di idrogeno e i mezzi elettrici per il trasporto pubblico al Lido. Abbiamo
appena appaltato un impianto di produzione di idrogeno a Marghera, primo in Italia. Produrremo l'idrogeno e lo caricheremo sui 90 autobus, perché non basta comprare gli autobus, devi caricarli tutte le sere, no? Brugnaro ha difeso inoltre i provvedimenti per la fondazione dei musei civici trovati a inizio mandato in un degrado totale, conclude. Quest'anno l'anno migliore della fondazione dei musei, in assoluto. E abbiamo dato speranza e sicurezza a quei lavoratori, sono tanti, diretti e indiretti, dei musei civici, per i prossimi probabilmente 10 anni. Allora, ha detto Brugnaro, l'avete sentito nel servizio, che con il ticket ingresso gli occhi del mondo saranno puntati nel 2024 sulla città di Venezia, perché Venezia è la città più turistica, insomma tra le più turistiche al mondo, e allora ci colleghiamo proprio con Venezia, con il nostro Filippo Fois insieme a Simone Merlo nel pieno di questa mattinata. Come sempre tanta gente a Venezia, ci si prepara alla giornata di domani, al Capodanno, mentre ci sono nuove anche novità, diciamo, nuove informazioni sull'approccio con i turisti dal prossimo anno. Filippo. Sì, buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. Le immagini che vedete vi giungono in diretta da Venezia, grazie a Simone Merlo, e come vedete c'è un flusso che è pressoché ininterrotto di visitatori che stanno arrivando in città. Noi ci troviamo in Fondamenta Santa Lucia, che è quella da cui si arriva poi dalla stazione e verso, adesso Simone Merlo vi fa vedere l'Ista di Spagna, per cui si va verso il centro città, per cui chi arriva da Piazzale Roma e dalla stazione ferroviaria sostanzialmente arriva da qui, e posso dirvi che sono tantissimi, molti arrivano anche dal vicino Ponte degli Scalzi, che è uno dei 4 ponti sul Canal Grande. Dunque Venezia, possiamo dire, è sold out e c'è una grossa capacità ricettiva, per cui almeno decine di migliaia di persone hanno pernottato qui per l'ultimo dell'anno, altre decine di migliaia sono pronte ad arrivare per domani sera. Domani sera ci saranno 2 eventi principali a festeggiare l'arrivo del nuovo anno, uno nel bacino di San Marco, dove allo scoccare della mezzanotte partirà uno spettacolo pirotecnico sul modello di quelli che si fanno durante il Redentore, l'altro invece a Mestre, a Piazza Ferretto, dove ci sarà un concerto per accompagnare tutti verso il nuovo anno. Un altro concerto molto affollato c'è stato anche ieri sera in Piazza San Marco, si è esibito un coro qui di veneziani, che è uno tra i cori più, anzi è il coro con più cantanti d'Italia, sono circa 200, lì ce n'era una rappresentanza, è stato un concerto molto molto partecipato. Un altro concerto invece che si stava svolgendo al Gran Teatro La Fenice è stato improvvisamente interrotto per un allarme antincendio, un allarme che poi si è rivelato fortunatamente un falso allarme, però tutti gli spettatori, ricordiamo che La Fenice ha una capienza di circa 1000 spettatori, sono usciti in via precauzionale dal teatro assieme anche ai musicisti della Fenice, poi sono potuti rientrare poco dopo, fortunatamente, una volta che ci si è accorti che il pericolo era scampato. Per quello che riguarda la gestione dei flussi turistici, effettivamente c'è una novità che riguarda però il prossimo anno, che è stata approvata dalla Giunta, e riguarda i gruppi organizzati che girano le città con le guide turistiche. Potranno da questo giugno superare le 25 unità. Sapete, Venezia quando inizia a diventare molto affollata, anche delle strade piuttosto strette, essendo una città che principalmente è stata costruita durante il Medioevo, e proprio per evitare questi rassembramenti ci sono, ecco, ciao, ecco, c'è un'aria di festa. Per evitare questi rassembramenti il limite sarà quello dei 25. Io direi che per ora da Venezia è tutto, Nicola. Grazie mille a Filippo Fois, salutiamo anche noi la turista in diretta, quindi non più di 25 persone a gruppi, diciamo, turistici dal 2024, sempre nell'ambito della gestione del turismo. Prima di andare in pubblicità, così ritorniamo su Treviso, vi facciamo vedere alcune immagini, poi questa sera ve lo racconteremo in un servizio con Lucio Zanato, dei funerali questa mattina alle 10:30 in Duomo a Treviso di Don Edi Savietto, il missionario 51enne originario di San Gaetano di Montebelluna, stroncato in Brasile. Lo abbiamo raccontato nei giorni scorsi, da un infarto fulminante. Una perdita, quella di Don Edi, che ha provocato un'interminabile ondata di cordoglio tra i tantissimi che l'hanno incrociato nei diversi ruoli ricoperti nel tempo, dal sacerdote di Treviso
da Treviso, il comune della provincia, da ultimo San Biagio e la parrocchia di Olmi. E proprio a Olmi è stato recitato ieri sera alla presenza di centinaia di persone del vicario generale della diocesi un rosario. Conclusa da pochi minuti in Duomo la celebrazione dei funerali, presieduta dal vescovo Monsignor Michele Tomasi. Tra le autorità presenti c'era anche il ministro della giustizia Carlo Nordio, insieme agli amministratori dei comuni in cui Donedi ha operato. Per il missionario, prima del rientro dei suoi resti in Italia, era stata celebrata una messa esequiale nella cattedrale di Boavista, nella diocesi di Roraima, dove Donedi prestava servizio da circa un anno. Questa sera ve lo racconteremo in un servizio. Pubblicità, poi torniamo su Treviso, avremo ospiti con noi il capogruppo della Lega in Consiglio Comunale, il capogruppo del Partito Democratico, faremo un po' il bilancio di questo 2023 a Treviso su vari fronti e partiremo però dalla ultima polemica di questi giorni, quella della firma, la raccolta firme, la petizione per cacciare di fatto il parroco di Santa Maria del Sile, che ha aperto la porta della chiesa ai senza tetto. Pubblicità. Don Giovanni non ha deciso lui di far dormire queste persone in chiesa. È stata fatta una riunione dove ha partecipato la parrocchia e la parrocchia ha deciso di ospitare queste persone perché c'era il rischio che morissero di freddo, come il ragazzo che è morto il mese scorso alla Piani. È una parrocchia che si è spaccata a metà sul tema dei senza tetto, quella di Santa Maria del Sile. Assente il parroco, Don Giovanni Kirchner, a sua difesa ora intervengono i fedeli che hanno condiviso la scelta di accogliere il senza tetto in chiesa. Sono indignati della raccolta firme per l'allontanamento del parroco organizzata dagli altri. Sfido e rimando la domanda a queste persone: perché non fanno una petizione per la chiusura del dormitorio o fanno una petizione per mandare via il sindaco? Perché la verità di questa comunità di circa 5.000 anime è che da anni deve fare i conti con il dormitorio di via Pasubio e con chi là non riesce a trovare posto. Una vicenda vissuta in prima persona dal professor Calò, che dell'accoglienza gestita ha fatto una ragione di vita e che sottolinea come Don Giovanni abbia sempre tenuto aperte le porte con chi non era d'accordo. Prima di tutto rispondiamo che vengano a parlare, a confrontarsi in maniera democratica, senza quindi reagire in questo modo quando c'è lo spazio per un confronto, perché nessuno ha mai chiuso le porte a nessuno. Sulla vicenda la diocesi si pronuncerà se e quando arriveranno le firme raccolte dal promotore, mentre il sindaco ha annunciato che nei prossimi giorni incontrerà il vescovo. Io credo che attraverso il dialogo, e io mi metto a disposizione per trovare un punto di incontro tra la comunità, il parroco e, se serve, anche il vescovo, riusciremo insieme a trovare delle soluzioni. Che, stando almeno a queste dichiarazioni, tra parrocchiani sembrano davvero molto lontane. Voi siete indignati per questa raccolta firme? Io sono ferito perché il danno, a mio avviso, non l'hanno fatto a Don Giovanni. Il danno l'hanno fatto alla parrocchia e le ferite le abbiamo noi che rimaniamo. Perché prima di Don Giovanni non andava bene Don Carlo, non andava bene chi c'era prima di Don Carlo e non andrà bene chi viene dopo Don Giovanni. Perché, posso dirlo in dialetto, questi se come i cani, noi magna e noi assegniamo a mangiare. Insomma, siamo ritrovati in studio, insomma, è una polemica che sta montando ormai da giorni dopo il nostro servizio, che raccontava proprio 2 giorni fa di questa raccolta firme proprio per chiedere lo spostamento del parroco. Ripartiamo da qui con i nostri ospiti, che saluto e ringrazio. Cristian Schiavon, capogruppo della Lega in Consiglio Comunale, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Stefano Pelloni, capogruppo del Partito Democratico, ovviamente sempre in Consiglio Comunale, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, con voi faremo in questa oretta che ci separa dal termine il bilancio del 2023 a Treviso, lo affronteremo da diversi temi, quindi la maggioranza e l'opposizione, i 2 punti di vista evidentemente diversi sulla città di Treviso, ma non possiamo non partire da qui. È uno dei temi comunque quello anche delle povertà e dei senza tetto a Treviso. Pelloni, come si risolve questa situazione? Conte ha detto voglio parlare col vescovo, è una soluzione che va trovata comunque fuori dalla Chiesa, cosa dice? Ma intanto non ci sono bacchette magiche e il Don Giovanni sta facendo, e con i parrocchiani che hanno condiviso all'interno del Consiglio pastorale questa scelta forte anche di denuncia di un problema che c'è, che è quello delle persone senza casa. La casa dovrebbe essere un diritto invece.
Dicevo, la scelta è stata una scelta di denuncia. E qual era la denuncia? La denuncia è che ci sono delle persone che oggi dormono al freddo. Un mese fa sappiamo cosa è successo. È morto un ragazzo di 32 anni, Mandip, a Lappiani. Ecco, una cosa che sinceramente non succedeva da tantissimi anni a Treviso e che ha mobilitato e ha preoccupato davvero tante persone. Già da mesi denunciavamo che davanti al dormitorio, che i posti del dormitorio erano insufficienti e lo sono tuttora, e che davanti al dormitorio dormivano delle persone, e finché le temperature lo permettevano questa cosa è andata avanti facendo finta di niente. Fortunatamente il Consiglio pastorale e insieme il parroco Don Giovanni hanno fatto una scelta forte, cioè di denuncia di una situazione che non va bene, e hanno aperto le porte della Chiesa. Voglio dire una cosa però: Don Giovanni non può e non deve pagare le colpe della presenza di un dormitorio che, come tutti questo tipo di servizi, può arrecare un disagio nel quartiere, e quindi io penso che questo disagio deve essere compreso, deve essere accolto e deve essere risolto. Io penso che la via sia quella del dialogo fra queste persone e Don Giovanni e il Consiglio pastorale, ma soprattutto, voglio dire, l'amministrazione comunale che gestisce questo dormitorio. Quindi il povero Don Giovanni non deve pagare le responsabilità di un dormitorio che c'è e che, come tutte queste cose, può arrecare dei disagi. Questi disagi devono essere risolti, ma non devono essere risolti da Don Giovanni o dai parrocchiani di Santa Maria del Sile, ma devono essere risolti da chi quel dormitorio lo gestisce, che è il Comune di Treviso. Mi fa sorridere sinceramente che il sindaco dica: io voglio fare il mediatore. Il mediatore fra chi? Vorrei capire. Il mediatore, lui è una parte in causa, non è il mediatore. Don Giovanni è solo la parte finale di un processo di accoglienza che è fallito, diciamo, e quindi voglio fare un appello a Conte, non tanto a fare il mediatore fra il vescovo e questi parrocchiani arrabbiati, ma che se risolve i problemi del dormitorio, i problemi anche per Don Giovanni a sua volta vengono risolti, e quindi io lo invito non tanto a fare il mediatore ma ad agire. Schiavo. Allora, parto da una considerazione che nessuno penso possa accusare la parrocchia, insomma, di dare ospitalità a chi in questo momento ha delle necessità proprio di vita. Però rammento che da qualche anno, e vedo che anche il capogruppo Pelloni si dimentica, tra l'altro nella conferenza di ieri è stato tranquillamente esposto tutto il piano degli interventi che l'amministrazione sta portando avanti, e ci sono la bellezza di 3 milioni per un nuovo dormitorio, quindi una nuova risistemazione. È brutto da dire l'ex macello in questa situazione come parola, però stiamo tranquillamente andando avanti da 1 anno e mezzo. È una situazione di criticità, dove il sindaco ha detto: guardate, io sono qua per dare una mano a tutti. Poi le dispute nel quartiere posso capire che possono portare a uno scontro tra una persona e l'altra. Quello che mi rammarica, ed è quello che si dice da anni, è quello che dice la Lega, che non è sicuramente razzista o contro chi cerca un futuro migliore, è che è una situazione che vediamo quotidianamente da anni oramai con persone, io non le chiamo disperate, io dico che sono persone che cercano un futuro migliore, dovrebbero essere informate alla partenza che oggi il nostro Paese non è in grado di accogliere tutti. Allora, se io avessi la bacchetta magica, io direi tranquillamente sistemiamo tutto il mondo, perché ci sono persone che arrivano per fame, per disperazione. Abbiamo anche noi però i nostri problemi all'interno di un Paese che vive una difficoltà incredibile. Però non accetto nessuna critica né condizione, perché se il modello di integrazione, vedo esponenti del PD, in questo caso non cito il consigliere Pelloni, che fanno delle battaglie di vita, vedo il compagno Casarin che in maniera abusiva va a prendere migranti dando finte speranze a questa gente, o il deputato Sumaoro che si è intascato 2,5 milioni. Io non accetto che ci sia una condanna a un sistema amministrativo locale quando il sistema ha delle falle a livello nazionale. O l'Europa, l'Italia si mette nella condizione di dire
diamo ospitalità a tot persone, ma siamo in grado di dare ospitalità, perché altrimenti noi continuiamo ad avere sbarchi quotidiani dove purtroppo queste persone arriveranno a delinquere da nord a sud. È chiaro che noi abbiamo il problema emergenziale con il freddo, ma queste situazioni si ripetono da Aosta a Lampedusa, quindi non c'è un posto in Italia dove non ci siano problematiche. Anch'io, e l'ho detto anche nell'ultimo consiglio comunale, sono addolorato che a Treviso, una città che insomma tutto sommato non ha grandi problemi, un ragazzo muoia di stenti. Però questa è la conseguenza di una politica immigratoria dove tutti hanno le loro colpe, ma nessuno ha preso mai la posizione di dire stop, basta. Perché anche, scusatemi, e qua chiedo anche aiuto al consigliere Pelloni, l'Europa o si mette nella condizione di dire chiunque arriva viene distribuito in maniera corretta e bisogna mettere delle limitazioni, altrimenti ragazzi è di questi giorni la marcia dal Sud America verso il Messico e di conseguenza verso negli Stati Uniti, diamo delle false speranze a chi in questo momento ha bisogno. Quindi o si aiuta in maniera seria questa gente, queste popolazioni che hanno bisogno di trovare un futuro migliore anche a casa loro, altrimenti oggi noi non abbiamo la possibilità, abbiamo difficoltà a mantenere i servizi minimi nel comune. Ne parleremo dopo di quello che è stato fatto quest'anno e di quelle che sono le prospettive del prossimo anno. Ma ad oggi io non mi sento assolutamente in colpa di dire l'amministrazione è colpevole, perché il dormitorio di via Pasubio è questa amministrazione che sta cercando e trovando una soluzione con 3 milioni di investimento che vedranno nuove opportunità di accoglienza nella sede dell'ex macello. Quindi o mettiamo un punto a capo a polemiche, posso capire quelle del quartiere perché obiettivamente ci saranno dei problemi anche di convivenza, plaudo al servizio della parrocchia nel dare ospitalità, però bisogna anche capire che non tutti hanno il diritto di dire questo sbaglia o quello è nella ragione. Io dico il Comune in questo momento sta facendo benissimo il suo lavoro. Allora, ci torniamo subito. Volevo liberare Lucio Zanatto che mi dicono in collegamento, eccolo qua, davanti al Duomo di Treviso. Ci racconti proprio velocemente, ti chiedo 2 minuti Lucio, abbiamo visto le immagini poco fa, le rivediamo fra poco, dei funerali di Donè di Savietto. Non so se anche questa storia di Santa Maria del Sile in qualche modo è stata accennata o se ne è parlato, peraltro non presenti sia il Vescovo che il Sindaco Conte ai funerali di Donedi. Buongiorno Lucio. Buongiorno Nicola, buongiorno ai tuoi ospiti, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. No, in realtà il tema, quello dell'accoglienza, ovviamente è stato un tema toccato nel ricordo di Donè di Savietto, perché ricordiamo lui è andato missionario in Brasile. Teniamo presente che alle esequie, all'ultimo saluto qui in Duomo, in Cattedrale a Treviso, c'erano 4 vescovi, insomma, perché c'era non solo il Monsignor Tommasi, il vescovo di Treviso, ma c'era anche Claudio Cipolla, vescovo di Padova, poi c'era Giuliano Brugnotto che è il vescovo di Vicenza, perché Donedi era andato in Brasile proprio con per queste 3 diocesi insieme. Poi c'era anche Monsignor Claudio Adriano Cevolotto, vescovo di Piacenza Bobbio, perché è stato vicario a Treviso quando Donedi era parroco a Olmi di San Biagio e poi a Cavrie, e poi c'era anche Monsignor Alberto Bottari, che è stato nunzio proprio in America Latina ed è originario di Montebelluna, come era originario appunto Donè di Savietto. Tornando al tema, si è parlato sostanzialmente di accoglienza, si è parlato sostanzialmente di vicinanza agli altri, tenendo proprio conto quella che è stata la missione di Donedi. Posso dire che ho visto c'erano oltre 1200 persone che hanno assistito a questa messa, la chiesa assolutamente piena, anche diciamo così altri 2 oratori laterali collegati, video collegati, e poi ho visto tanti volti di immigrati, segno che Donedi aveva fatto azione di proselitismo. Voglio entrare nella discussione che ho sentito mentre attendevo il collegamento, perché
Noi questa sera proporremo anche la testimonianza di una famiglia di Santa Maria del Sile che ha fatto accoglienza direttamente, cioè se li ha portati a casa, e sia loro sia Antonio Calò, il professore che vive in Canonica proprio vicino al sacerdote, a Don Kirchner, dicono che l'accoglienza è possibile, però va fatta insegnando le regole. E questo secondo me è il passo successivo, perché è vero, l'emergenza all'interno di una chiesa trasformata in dormitorio è un'emergenza. La realtà è che poi questo crea problemi di convivenza se le persone che vengono accolte non seguono determinate regole. Attenzione, questo non è un tema di destra o di sinistra, è un tema che ad esempio il professor Calò, che sicuramente non è di destra, ha detto: io a casa mia sono riuscito a portare avanti l'esperimento che ho fatto con questi giovani che adesso hanno famiglia, figli e quant'altro, perché gli ho insegnato le regole. La prima è stata quella di imparare l'italiano. Se non imparavano l'italiano non venivano a dormire a casa mia. Stessa cosa per quanto riguarda questa famiglia che sentiremo stasera nel corso del telegiornale, che dice: noi abbiamo accolto una mamma che era uscita, diciamo così, dal servizio di protezione, l'abbiamo tenuta per diversi mesi finché è riuscita a ricongiungersi col marito, che nel frattempo è riuscito a trovare un lavoro, e abbiamo dovuto insegnargli delle regole, perché loro vivono con regole diverse dalle nostre e se non gliele insegniamo poi rischiamo di andare in conflitto. Questo è un tema che io rimando a voi in studio. Grazie Lucio, poi ci racconterai stasera se sei riuscito a intercettare eventualmente qualche avvicinamento tra Conte e il Vescovo proprio sul tema Santa Maria del Sile, visto che Conte si è offerto come, diciamo, mediatore, anche se Peloni dice insomma deve fare qualcos'altro, non il mediatore. Grazie a Lucio Zanato, grazie, ti libero. Allora torniamo, comunque restiamo sul tema. Dice Schiavon, noi stiamo gestendo il problema, ma è un problema molto più ampio. Sì, beh, allora cerchiamo di non mandare sempre la palla in avanti verso chi non può gestire, non può assumersi le responsabilità della gestione del dormitorio di Via Pasubio. Allora, cerchiamo di dire una cosa. Allora, intanto che gli alleati del governo Meloni in Europa, cioè l'Ungheria di Orban, una volta la Polonia, fortunatamente ha cambiato governo, e chi ne ha più ne metta, sono quelli che sono contrari al modello di suddivisione dell'accoglienza, di gestione delle politiche migratorie, di cui parlava appunto il consigliere Schiavon. Quindi da questo punto di vista è il governo Meloni il primo a non voler cambiare questo tipo di accoglienza, per cui chi arriva alla frontiera dell'Italia, che è la frontiera dell'Europa, deve essere suddiviso fin da subito all'interno dei paesi europei. Ecco, sono i governi alleati a quello Meloni che non vogliono questo modello. Viceversa, invece, i governi di Germania e Francia, su questo punto di vista, avrebbero delle idee differenti. Ma poi io penso che qui il tema sia diverso. Il tema è che oggi, se noi portiamo avanti un'accoglienza che va nei grandi centri, nei CAS, nei grandi centri di accoglienza, tipo la Caserma Serena, che è il più grande centro di accoglienza del Veneto, per capirci, la politica di integrazione, di cui parlava giustamente anche Lucio Zanato, non vengono realizzate adeguatamente, o comunque non vengono realizzate come potrebbero venire realizzate se fossero realizzate in maniera diffusa in tutto il territorio veneto con piccolissimi gruppi. Io penso che sia questa la strada da intraprendere. Da questo punto di vista, purtroppo, il sindaco di Treviso, Conte, e il presidente di regione Zaia, gli do atto, sono favorevoli all'accoglienza diffusa, hanno trovato nel loro stesso partito, nei sindaci della Lega, i principali il fronte contrario. E quindi se non ci mettiamo tutti d'accordo, e qua non chiamo in ballo l'Europa e tutti gli altri, chiamo in ballo i sindaci di questa regione, se non ci mettiamo d'accordo che dobbiamo realizzare l'accoglienza diffusa, allora è chiaro che i problemi saranno sempre di più e se ne faranno carico soprattutto il comune capoluogo. Da questo punto di vista il dormitorio
all'ex macello arriverà nel 2026, quantomeno se il cantiere andrà bene, e quindi da qui al 2026 io voglio sperare che il sindaco non si faccia solo il mediatore, ma provi a risolvere un po' di problemi che oggi ci possono essere, come è normale che ci sia, un po' di disagi all'interno del quartiere di Santa Maria del Sile. Don Giovanni nel suo piccolo sta facendo quello che può fare per, uno, denunciare un problema, che è quello che ci sono delle persone che dormono fuori, e penso che sia inaccettabile nel 2023 nella Ricca Treviso; due, che queste persone devono essere accolte dignitosamente. Ecco, quindi purtroppo da questo punto di vista, per quello che mi riguarda, quello che si sta facendo poco a poco al dormitorio è deficitario, e quindi bisognerà individuare delle soluzioni da qui al 2026, a meno che non ci diciamo vabbè, aspettiamo fino al 2026 e poi dopo avanti così. Schiavone, poi chiudiamo sul tema. Allora, io non ho mai, in questi anni non ho mai scaricato il barile agli altri, però mi dispiace Stefano, però l'Ungheria, che è alleato della Lega, avrà le sue idee. Ad oggi mi risulta che l'Europa non governi il centrodestra, però se Francia è tanto in accordo con queste politiche, mi spieghi perché alla frontiera dopo Genova vengono bloccati minori, famiglie, e vengono rispediti in Italia. Addirittura gente che arriva al di là della frontiera viene spedita. Ma oggi c'è un sistema diverso. Poi se la Francia, che è di gestione fino ad oggi di sinistra, il modello sono le banlieue, a posto siamo. La Germania non sta accogliendo più nessuno. E poi, scusami, e scusatemi tutti, quando io ho navi che battono bandiera francese, tedesca, la Svezia, mi sembra che ci sia una rivolta in corso in questo momento. All'Appiani sono tutti che vengono dalla rotta balcanica, ma non tiriamo in ballo le ONG, che sono il 5%, è la rotta balcanica le principali accessi. Quando arrivano al confine vengono bloccati, quindi vedi che c'è un problema di male informazione. Perché I 35 pakistani all'Appiani venivano tutti dalla rotta balcanica. Ma laddove questi partono? Perché sono invogliati a arrivare al nostro paese. Il nostro paese oggi ha dei problemi, non ci possiamo fare carico di milioni di persone. Quando io sento che nei secoli passati c'erano delle rotte migratorie, appunto prima dormivano sotto le stelle e non c'erano tanti problemi, e quanta gente moriva e noi non lo sapevamo. Io non sono a favore di un'accoglienza quando non ho le risorse, perché attenzione, abbiamo anche noi cittadini nella Ricca Treviso, come dicevi te, che soffrono e hanno difficoltà a arrivare a fine mese. È una politica che va rivista a 360 gradi, perché io ho pensionati che prendono 500 euro al mese e non arrivano, pur avendo la casa, non arrivano a fine mese. Quindi il sistema è globale. Io, ripeto, non sto dicendo di non aiutare, io sto dicendo che il problema va risolto a monte. L'Italia è un passaggio, è un corridoio perché qualcuno vuole andare in Germania. Bene, la Germania si riprende, però se vogliono andare in Germania, se vogliono andare in Francia, devono essere accolti in Francia, no a Ventimiglia il filo spinato. I trattati europei. La Svizzera non passano in Svizzera. Voglio dire, l'Albania adesso è sospeso, però si è resa disponibile. La Grecia hanno problemi, in Spagna non vedo tutti questi problemi, affondano le navi tra un po', hanno la marina militare, quindi non siamo noi della Lega o al governo con Fratelli d'Italia che facciamo danni, assolutamente no, è un sistema europeo che è fallimentare. Quindi se l'Europa si dà una svegliata e mette le regole ben chiare a tutti e dà anche i necessari fondi affinché il nostro paese accolga in maniera decorosa le persone, va bene, altrimenti non andiamo da nessuna parte, perché fra un anno ne arriveranno 1,5 milioni. Ci sono stime drammatiche sulla migrazione dei prossimi anni, però non siamo in grado noi di accogliere 1 miliardo, 50 milioni, 10 milioni di persone che sperano una vita migliore. È disumano far credere a queste persone che siamo in grado di fare questo, è disumano. Poi io sono favorevole alle regole, ma tante regole non vengono neanche rispettate dai nostri, caro Stefano, perché quando la settimana scorsa in una scuola di Padova, per non irritare le persone,
mi cambiano la parola Gesù con cucù, la gente si incazza, scusami, la gente dice ma come? Io sono qui da una vita, ho fatto degli sforzi e per non andare a urtare le sensibilità altrui, e questo è il mondo della sinistra che invoglia sempre a cambiare le nostre tradizioni, noi siamo messi all'angolo. Quindi tu devi capire che giustamente ci sono delle regole da rispettare, l'ha detto Calò, e tra l'altro mi è venuto in mano proprio nei giorni scorsi, quando i nostri migranti andavano all'estero, e ho un libricino dove dicevano quando tu vai nel paese che ti accoglie ci sono delle regole da rispettare, devi imparare la lingua, devi essere gentile, ce l'ho perché mi è stato fatto vedere proprio ieri sera da un amico e ho la foto qua. Questo da noi non avviene, perché sembra il paese di Bengodi. Questo non lo accetto, non possiamo. Ma è evidente allora, che se tu non gestisci l'integrazione i comuni fanno fatica, fatto, i comuni succedono fanno dei fatica problemi. e perdonami, Milano è gestita dal sindaco Sala. Vieni con me a Milano, in stazione vediamo la porcheria che c'è là fuori. Andiamo a Bologna. Mi sembra che le dimensioni di Bologna e Milano siano un pelino diverse rispetto a Treviso. Ma cosa stiamo parlando? È tutto in proporzione. Treviso fa 80.000 abitanti e ha le sue dinamiche. Milano. Quindi io non accetto sentirmi, come hai appena detto, il sistema Veneto, Zaia e a Conte va bene, e ai sindaci non va bene. I sindaci, quello che abbiamo letto sui giornali, sono i sindaci che hanno scaricato difficoltà. Conte e Zaia. E allora lasciamo stare Milano e Bologna, andiamo in Romagna, andiamo in Emilia, dove è governata dal centro-sinistra, a vedere le condizioni. Perché anche là, perdonami, io conosco le situazioni e vedo che hanno difficoltà. Da Bologna in giù, dove le temperature sono diverse, ci sono dinamiche diverse. Poi a me non va bene, e te lo dico, per dignità umana, vedere persone che sono messe lì in attesa di una vita migliore. Non sono pacchi queste persone, vogliamo rendercene conto? No, non dobbiamo illudere chi ha fame o disperazione di trovare un futuro migliore in queste condizioni. Se le condizioni cambiano, ben venga, perché ne abbiamo bisogno, non facciamo più figli noi. E quindi umanamente, dico anche, abbiamo bisogno di popolazione, ben venga, ma oggi siamo quanti nel mondo? 6 miliardi? Non lo so. 100 anni fa quanto eravamo? 3 miliardi e mezzo. C'è una crescita esponenziale, soprattutto nei paesi con difficoltà, incredibile, quindi noi ci dovremmo aspettare a ondate di persone che obiettivamente, Stefano, sei un uomo di numeri anche te, oggi non siamo in grado di gestire questi flussi e in questi modi. Poi ripeto e chiudo, non è Meloni, non è la Lega, è l'Europa che deve cambiare completamente rotta, dalla Svezia all'Ungheria alla Germania e alla Francia, perché non lo dico io, lo dicono i firmati televisivi che in Francia non li vogliono quelli che arrivano dall'Italia. La Germania è calata la produzione di macchine, i pakistani non li prendono più, i famosi matematici, guardiamoci attorno. Quindi di cosa stiamo parlando? Poi la questione è emergenziale. Il comune, il sindaco ha fatto un'apertura, sono qui per dialogare e trovare una soluzione, il dormitorio è pronto nel 26. Ma per fortuna che ci abbiamo pensato noi, ti dico. Ma il dormitorio di Via Pasubio, noi quest'anno i soldi. Fino al 2013 non c'era nessun dormitorio in città. 3 milioni ma c'era di il euro. PNRR. Vabbè, ho capito, li abbiamo intercettati noi, ci siamo dati da fare. Allora cerchiamo di dire le cose come stanno. Fino al 2013 non c'era un dormitorio pubblico comunale in città Treviso. È arrivato Manildo e in 6 mesi ha realizzato Via Pasubio. Ti ho dato merito di... Ecco, allora adesso state governando, avete intercettato dei fondi del PNRR. Non ti sto dicendo che non avete fatto bene a farlo. Ti sto dicendo che però da qui al 2026 bisognerà fare qualcosa di diverso. Ha intercettato 3 milioni di euro per fare un dormitorio, come vuole anche il decoro. Avete risolto e ve ne do atto nel 2013, che non si venga a dire che l'amministrazione non sta facendo niente, perché mi incazzo io a questo punto, perché abbiamo intercettato 3 milioni di euro per dare un futuro e un'accoglienza. Poi sono tutti di Treviso o arrivano anche dei comuni che sono nella cintura di Treviso queste persone? Questo a me non interessa e non voglio ragionare su questo, però l'amministrazione si sta dando da fare, perché poi anche nella tribuna di oggi e nel giornale al sociale abbiamo stanziato 6 milioni di euro. Allora, quindi voglio dire di cosa stiamo parlando. Allora, pubblicità, perché poi voglio toccare anche gli altri temi. Pubblicità e poi torniamo in diretta.
Rieccoci in diretta. Allora andiamo di gran carriera verso l'1:30, vogliamo affrontare altri temi, quindi vi chiedo di essere anche un po' sintetici. Il 2024 che anno sarà sul fronte dei cantieri? Ieri è stata presentata il programma di 75 milioni di opere di investimenti, ovviamente c'è Park Vittoria, ma non c'è solo quello. Che anno è stato da questo punto di vista e che anno sarà secondo Stefano Pelloni sul fronte dei cantieri delle opere? Allora, intanto è stato un anno di campagna elettorale e quindi è stato un anno di grandi annunci da parte del sindaco. È venuto 2 volte il ministro Salvini a inaugurare 2 cantieri fantasma e quindi... Ricordiamo quali? Esatto. Quello di ATS lungo le mura e quello del quarto lotto della tangenziale, che appunto è venuto 2 volte a inaugurarli entrambi e poi dopo le ruspe sono andate via e non si è più visto niente, ma questa è la campagna elettorale, lo sappiamo. Però c'è modo e modo e secondo me si poteva fare diversamente, ma vabbè, è stato un anno di appunto PNRR e quindi di fondi da ricevere da parte del governo e dell'Europa. Sarà un anno di cantieri, l'importante sarà gestire questi cantieri in modo oculato, in modo condiviso con la cittadinanza, con gli operatori economici, in modo da non arrecare dei disagi che siano enormi. I disagi ci sono sempre, lo sappiamo, ma da non arrecare disagi enormi alla cittadinanza, perché quando i cantieri, talvolta è successo, vengono calati dall'alto senza avvisare nessuno, dopo succedono dei problemi. E poi dall'altro lato io spero che ci sia un margine di condivisione anche con la cittadinanza, che è la più vicina a certe dinamiche, certe esigenze, bisogni, e che può segnalare anche magari al comune dove intervenire. Voglio chiudere, per essere sintetico, che auspico che appunto questi cantieri non si concentrino solo nel centro storico, ma che si concentrino molto anche nei quartieri di cui c'è un gran bisogno di riqualificazione, e quindi da questo punto di vista mi auguro e spero che si vada in questa direzione. Schiavon, chiedo anche a lei di essere sintetico. Sarò sintetico, se io faccio campagna elettorale, giustamente il consigliere Pelloni fa opposizione e la fa dimenticando tante cose. La città sta cambiando in maniera epocale la visione, e sarò sintetico nel dire 3-4 cose a me care. Ci sono la bellezza di 75 milioni tra PNRR e risorse comunali che vengono reinvestite nel territorio. Mi dispiace deludere il consigliere che il cantiere ETS è partito con il microtunneling che sta passando sotto la città, e daremo il via, e verrà dato il via da ATS anche nella zona. Non è nessun microtunneling. Certo, no. Sono in corso gli scavi, e mi dispiace dirtelo, e mi prendo il merito, che quel progetto risale a tanti anni fa, quando sedevo io in ATS, quindi è con orgoglio che vedo questo lavoro che va avanti. Quindi non sono promesse, ma sono ben stanziati. Il progetto, la tangenziale, è stato finanziato, quindi la promessa non è lì, ma sta andando avanti, quindi arriveremo anche a quello. Poi per il resto, invito tutti a prendere i quotidiani locali di oggi per vedere l'elenco, non detto da Schiavon o del sindaco, ma l'elenco delle opere in corso. Faccio dei macro elenchi. Alloggi per l'edilizia sociale 5 milioni e mezzo, immobili storici 18 milioni, istituzionali 6 milioni, edilizia scolastica 18 milioni, tra cui non è solo PNRR, vedi Stefanini, 8 milioni impianti sportivi, infrastrutture 7 milioni e mobilità lenta, illuminazione pubblica 9 milioni nuovi, manutenzione aree verdi 3 milioni e mezzo. Se questo è poco, scusatemi, io non so più cosa pensare. Io vedo una grande rivoluzione, e sarò breve, da Turazza, quindi un polo universitario che partirà quando le Stefanini torneranno ad alloggiare dopo il restauro. Grazie anche alle ferrovie, nuovo polo ferroviario, nuova stazione delle Corriere all'ex Cuor, e via dicendo, caserma Salsa, interventi sulle scuole, interventi sul sociale. Ripeto, se questo è poco, questi sono i prossimi 75 milioni. Non ho l'elenco di tutto quello che è già stato fatto. Interveniamo nei quartieri,
Dico già all'amico Stefano che l'amministrazione è nei quartieri, nel centro storico si fa molto e quindi bisogna avere il coraggio e la volontà di come è stato improntato il futuro di Treviso nel continuare a portare opere, che opere poi sono anche benessere non solo per la città ma anche per imprese e per uno sviluppo economico-sociale della città. Apro e chiudo parentesi. Abbiamo il sold out nel settore turistico, vuol dire che in questi 5-6 anni l'amministrazione ha lavorato molto bene per rendere attrattiva una città che è sempre più bella. Un altro tema importante, voleva aggiungere qualcosa? Sì, no, va benissimo. Io sono abituato come metodo a discutere quando le opere vengono terminate, non quando vengono annunciate, perché sennò rischiamo di annunciare tantissimi progetti che poi dopo vengono realizzati in un decennio successivo e allora forse i meriti vanno un po' condivisi nel tempo. È giusto avvisare i cittadini di quali sono i progetti che verranno realizzati nei prossimi 5 anni. Ecco, adesso non penso che tutti questi verranno realizzati nel prossimo anno. Sul Parc Vittoria apriremo un capitolo troppo grande, però se i cantieri che partiranno saranno come quello del Parc Vittoria, per il quale sono assolutamente contrario e che produrrà secondo me dei danni importantissimi alla città, ecco, da questo punto di vista io penso che Dio ce ne scampi. Mi permetto, a tutti i cittadini trevigiani posso già andare a vedere la stazione, il Turazza, Caserma Salsa, le Stefanini, tutte le scuole periferiche, Don Milani, le Serena e via dicendo, perché i cantieri sono già in corso, gli altri sono già finanziati, partirà anche a breve la riqualificazione delle mura e quindi vi invito tutti a guardare con ammirazione tutti i lavori. I lavori in piazza San Francesco all'ex Palazzo da Borso sono in fase di ultimazione, quindi ci sono le prove di quello che stiamo facendo. Legato al Parc Vittoria è anche il tema dell'ambiente, perché insomma è una delle criticità che pone l'opposizione. Il tema ambientale, come è stato trattato dal vostro punto di vista nel 2023 e quali sono invece gli scenari del 2024 a Treviso? Allora, io suddividerei il tema in due fronti. Il primo è quello del consumo del suolo e l'altro è quello della viabilità dell'inquinamento atmosferico e delle acque, insomma dell'inquinamento in generale. Allora dal punto di vista del consumo del suolo io penso che nel 2024 avremmo come grande regalo da parte dell'amministrazione un altro paio di supermercati lungo la strada ovest e questo sicuramente sarà una cosa che raccoglierà consenso trasversale in città, nuovo traffico e quindi nuove code, quindi nuovo non solo inquinamento atmosferico appunto dovuto alle auto che arriveranno in questi supermercati di cui sinceramente non ce ne sentivamo bisogno, ma anche nuovo consumo di suolo. Di scarsa qualità, devo dire, perché consumo di suolo, io sono contrario abbastanza, però che se si consuma il suolo per costruire delle cose che hanno una qualche utilità posso anche discutere, ma se si consuma suolo per andare a costruire ulteriori supermercati, io ecco da questo punto di vista sono molto contrario. Seconda cosa, appunto, parlavo del Parc Vittoria. Guardate, il Parc Vittoria io sono contrario per un semplice motivo, oltre a questioni di tipo statico, ma io non sono un ingegnere, quindi non le discuto. C'è un tema, i dati del PUMS, del piano di mobilità sostenibile, dicono che Treviso ha bisogno di un grande parcheggio a nord della città. Perché? Perché la gran parte degli accessi vengono da nord, la gran parte dei cittadini abitano a nord della città e quindi serve un grande parcheggio che intercetti la viabilità a nord, senza fare in modo che tutti i cittadini facciano tutto il put in coda e si entrino in piazza Vittoria perdendo ogni tipo di possibilità di realizzare una pedonalizzazione un domani. E poi perché a sud della città abbiamo già il Parc Dal Negro, il Miani Park e i parcheggi della stazione che sono già tanti. Ecco, da questo punto di vista realizzare il parcheggio di Parc Vittoria io penso che sia sbagliato, soprattutto da un punto di vista di viabilità ulteriore sul put che causerà nuovi ingorghi e quindi nuovo traffico. Da questo punto di vista, ecco, io sono assolutamente contrario. Allora, consumo di suolo e Parc Vittoria.
Schiavò. Ma no, io sono chiaramente contrario, parto dall'inizio, però perdonatemi, l'inquinamento, fatalità, un mese fa siamo arrivati primi in un concorso, chiamiamolo così, europeo per iniziative effettuate dal Comune di Treviso sul verde, quindi non mi sento di dire che non abbiamo fatto niente, anzi se siamo arrivati primi per tutte le migliorie che abbiamo apportato, quindi le iniziative è una grande cosa. Sottolineo però una cosa, anzi due cose sottolineo. La prima è che siamo in pianura padana, che è purtroppo un'area che ha gli stessi problemi, che vanno dal Piemonte e arrivano qui nel Veneto. Quindi voglio dire, siamo in un'area purtroppo sfortunata per eventi climatici, per nebbie, per condizioni climatiche che non aiuta sicuramente a non inquinare. Piccola parentesi, nel periodo del Covid, che tutti ci ricordiamo di non aver avuto grandi traffici di macchine o quello che poteva essere, purtroppo il PM10 era sempre alto, quindi voglio dire, le macchine in quel momento non c'erano, però c'era il PM10 alto. Purtroppo c'è un rinnovamento, cosa che il Comune sta facendo anche nell'aiutare condomini a cambiare le caldaie per sanare l'inquinamento. Consumo del suolo, il PAT non l'abbiamo fatto noi, il PAT viene fatto negli anni, quindi ricordo che non è l'amministrazione a dare l'ok ai supermercati, perché fino a 1500 metri quadri insomma abbiamo le mani legate. Non sono assolutamente d'accordo sul Park Vittoria, perché se l'alternativa era il pattinodromo, non capisco qual è la differenza da andare a parcheggiare il pattinodromo in Piazza Vittoria, detto che vengono portati triplicati i posti al di sopra della piazza. Neanch'io non sono un ingegnere, mi affido a studi che vengono fatti. Cito che l'ho visto sulla mia pelle anche il parcheggio in Piazza 8 Agosto a Bologna, che ha fatto un lavoro incredibile portando centinaia di posti, quindi il traffico che passa da il pattinodromo a Piazza Vittoria è lo stesso, se non minore, perché poi ci sarà un anello di entrata e uscita. I posti vengono raddoppiati e in maniera assurda generiamo benessere e verde anche là, perché a raso non ci saranno più parcheggi, ma ci sarà un bellissimo parco e una zona verde. Quindi a mio avviso può essere un'opera vista con molta intelligenza. Allora, parliamo di qualità della vita, parlando di ambiente, la qualità della vita è anche la sicurezza. Non è stato un anno facilissimo per Treviso sul fronte sicurezza, sempre nei soliti punti peraltro, con problematiche di baby gang e non solo. Pelloni. Sì, beh, da questo punto di vista io penso che sia stato un anno che è stato davvero preoccupante per la città. I dati di Confesercenti dicono che un commerciante su due ha paura a tenere aperto il sabato, non il sabato notte, il sabato mattina, sabato pomeriggio e non solo il sabato ma anche in altri giorni della settimana. Ecco, io penso che questo sia un problema e guardate, il tema, non mi piace chiamarle baby gang, il tema di disagio giovanile che c'è è un tema comune, probabilmente ci sono anche dei postumi di queste generazioni dovuti al Covid, al periodo della pandemia, non dico la malattia in sé. Io penso che vada affrontato non solo con un approccio securitario, ma anche con un approccio di prevenzione. E infatti in discussione del bilancio comunale il Partito Democratico ha presentato un emendamento che è stato accolto sotto forma di ordine del giorno per provare a finanziare dei progetti di operatori di strada che oggi mancano all'interno del comune di Treviso, operatori di strada che vadano a incontrare questi ragazzi e vadano a provare a capire, far capire anche quali sono i diritti, i doveri di giovani cittadini e provare a capire le motivazioni di questo disagio giovanile. E poi c'è tutto un tema legato all'illegalità per il quale serve sicuramente un tipo di sicurezza, più presenza delle istituzioni, dello Stato, del Comune in alcune zone, dei quartieri, perché a San Liberale i medici di base hanno annunciato che o cambia la situazione oppure se ne vanno, lasciando un quartiere di 20.000 abitanti praticamente senza medico di base e a causa di appunto
evitato vandalismo e insicurezza, perché appunto i problemi non sono solo in Piazza Borsa, ma sono anche nei quartieri. E da questo punto di vista io penso che l'amministrazione sia estremamente deficitaria, e quello che stiamo vedendo sulle cronache dei giornali quotidianamente è estremamente preoccupante, e permettetemi, da questo punto di vista non ho mai visto nessun tipo di risposte da parte dell'amministrazione. Schiavò. Oddio, nessuna risposta mi sembra un po' eccessiva. Lo stesso sindaco, guardate, ha fatto più volte incontri in Piazza Borsa cercando di parlare con questi ragazzi per capire quali siano i disagi che affrontano. Purtroppo i disagi di questa generazione sono fondamentalmente, io li chiamo... Chiedo scusa, questione tecnica, se cambiamo il titolo è meglio perché stiamo parlando di sicurezza adesso. Ecco, andiamo. Okay. Sì, stavo dicendo che ha fatto diversi incontri. Da parte mia vedo una degenerazione giovanile post-Covid dovuta anche ai social e dovuta anche a 2 anni purtroppo di mancata socialità nei ragazzi che non fanno sport, che sono affascinati da mondi virtuali che incentivano a risse, a zuffe. Parentesi, forse il 95% dei ragazzi di cui vediamo in Piazza Borsa o alla stazione arrivano tutti da fuori comune, perché alle 6, fatalità, spariscono tutti proprio perché scadono gli abbonamenti. Oggi le forze di sicurezza, anche grazie al ministro Piantedosi, sono presenti sul territorio, utilizzando anche forze dell'esercito a calmierare un po' e a utilizzare un po' anche un sistema di prevenzione. Ci sono dei fatti che sono successi a cui si sta ponendo rimedio. Le aggressioni sugli autobus di Mom non c'entra assolutamente l'amministrazione, ma sono questi ragazzi che tornando a casa esagerano, e tra l'altro magari sono ragazzi che dovrebbero imparare le regole. Ci sono le famiglie che non danno regole, ci sono nuclei familiari che lasciano allo sbando questi ragazzi che si sentono, forse in libertà causa web. Io penso che TikTok e tanti strumenti di informazione non siano per niente adeguati, perché per mia pura curiosità sono andato a vedere cosa succede in questi social network prettamente giovanili. Ragazzi, mi sono messo le mani nei capelli. Ricordiamoci cosa è successo a Verona sul lago di Garda, gente che si dà appuntamenti per menarsi. Ci fermiamo a Treviso, ma basta andare a Mestre, basta andare a Padova, basta andare in tutte le città per vedere una generazione di ragazzi giovani che magari non per colpa loro, ma per colpa di un periodo che ci ha chiusi in casa, hanno sviato interessi, sono diventati monotoni allo sport e non hanno una vita sociale adeguata. Stiamo andando incontro alle esigenze, ripeto, anche con il sindaco che è andato più di qualche volta a cercare un dialogo. Chiudiamo il cerchio con, abbiamo iniziato parlando di migranti senza tetto, parlando di allarme povertà, rincari che possono affossare anche le famiglie, diciamo, che di solito potrebbero non aver avuto problemi. Sì, certamente è stato un anno che ha visto dei rincari per le famiglie importantissimi, questi in parte non dovuti al comune chiaramente, però ad esempio penso anche all'aumento del costo degli autobus, dei biglietti dell'autobus, che appena dopo le elezioni è stato annunciato il passaggio a 2 euro per il biglietto, una delle tariffe più alte del Veneto sicuramente, a fronte di un servizio che non è il migliore del Veneto, ecco. E quindi da questo punto di vista non è colpa del comune, il comune è socio di Mom, però appena dopo le elezioni ci siamo trovati questa brutta sorpresa, e poi dopo una serie di aumenti ci saranno, e purtroppo non saranno legati al costo della vita, all'inflazione, ma saranno di tipo fiscale, perché appunto l'addizionale IRPEF nell'ultimo bilancio comunale è stata aumentata in maniera molto rilevante, andando a danneggiare con un'aliquota fissa uguale per chi ha un reddito di 80.000 euro e chi ha un reddito di 25.000 euro. Io lo trovo molto ingiusto. Fino all'anno scorso, grazie a Manildo, dal 2014 c'era un'aliquota progressiva, per cui chi aveva di più era giusto che contribuisse di più alle spese comunali. Oggi
si è fatta questa scelta di questa flat tax per i cittadini, per cui chi ha di più dà di meno e chi ha di meno paga di più, paradossalmente. Però in un momento storico in cui le famiglie trevigiane sicuramente sono ancora più in difficoltà a causa dei rincari, immaginare di aumentare ulteriormente le tasse a queste famiglie io penso che sia stato ingiusto, e capisco i tagli del governo Meloni alle amministrazioni locali, però c'è anche da dire che da questo punto di vista forse qualcosa di diverso si poteva fare. Cito Padova, è passata dall'aliquota fissa proprio quest'anno all'aliquota progressiva. Cito Udine, è passata proprio quest'anno dall'aliquota fissa all'aliquota progressiva. Lei non è più assessore al bilancio, ma l'è stato a lungo, quindi di queste cose sa bene. Cosa Però dice? non ha mai aumentato le tasse, Schiavon, assessore al bilancio. Ecco. Detto che a nessuno piace aumentare le tasse, quindi l'ho detto anche in Consiglio Comunale l'ultima volta, insomma, non potessi io contribuire, lo faccio volentieri. C'è da fare una seria riflessione su quello che è accaduto in questi ultimi 2 anni. Accetto la critica per l'aumento dell'IRPEF, ma la ritengo un piccolo sacrificio perché va a toccare al massimo 20 euro, in alcuni casi fino a un massimo di 70 per chi ha redditi molto alti. Detto comunque che l'aliquota sarebbe stata ritoccata in virtù anche delle aliquote che passano da 4 a 3. Abbiamo portato l'esenzione a 18.000 euro, questo in virtù di salvaguardare magari i ceti più bassi. Allora, motivo è molto semplice, mancano le risorse che non sono scialacquari denari pubblici. Abbiamo avuto aumenti dell'energia elettrica, abbiamo avuto aumenti generalizzati a 360 gradi, quindi se vogliamo dare un servizio decoroso e consono alla città che va dal sociale all'energia elettrica a tutto ciò che è amministrare una città, ben venga, altrimenti prendo atto che il PD non vuole luci accese di sera, quindi mancata sicurezza, e quindi potremo tornare ad abbassare l'aliquota. Detto questo, se il Comune di Padova e il Comune di Udine l'hanno abbassata, vuol dire che tanto più bassa non era negli anni scorsi. Ogni comune ha dinamiche diverse, ogni comune non può essere nelle entrate paragonato ad altri comuni, e quindi in questo momento si è dovuto andare incontro ai bisogni dei cittadini aumentando l'addizionale IRPEF che viene portata allo 0,8 a tutti i comuni. Quindi per convenienza il consigliere ha detto Padova, io dico che Bologna è sempre stata così. Il biglietto dell'autobus non è vero che è uno dei più cari del Veneto, ma lì ci sono dinamiche diverse. C'è un piano economico finanziario che ha visto ridurre moltissimo le entrate della MOM, e quindi se vogliamo dare un servizio dobbiamo dare, ci sono città dove il biglietto costa 2,50 euro. Quindi purtroppo Malincuore è stato portato un'aliquota unica IRPEF e allo stesso tempo dico, fra un anno, fra 2 anni, se le cose andranno meglio, si potrà ritornare a rivederla. Siete stati bravissimi, voglio sempre con me, perché siete stati molto sintetici in questa ultima mezz'ora. Allora vi chiedo l'estrema sintesi ancora, 10 secondi, che chiudiamo. Da avversari, da capogruppo della Lega, capogruppo del PD, un consiglio per il 2024 a Stefano Pelloni. Lascio la parola a Stefano, parto io. Parto io. Niente, io il consiglio che do a Stefano è di frequentarmi di più in modo tale che possiamo condividere tutte le prossime inaugurazioni e lavorare assieme per una città. Ma detto questo, insomma, auguro a Stefano, a tutti i cittadini trevigiani, un anno di splendida serenità e gioia, e vivere al massimo e al meglio la nostra città, che secondo me è meravigliosa. Pelloni, un consiglio e un augurio a Schiavon. Un augurio di serenità e di salute per tutta la sua famiglia, e per lui, insomma, è una persona che stimo, e anche oltre alla politica cittadina. Per la politica invece io voglio fare un appello
che è questo. La minoranza in consiglio comunale può portare anche delle buone idee, non è lì solo per criticare, non è lì solo per sottolineare le cose che non vanno, ma è lì per dare un contributo che sia anche fattivo e anche sostenere e congratularsi quando c'è da farlo. Io almeno lo faccio sempre e in consiglio comunale portiamo delle buone idee. Io per il 2023-2024 voglio augurare questo, ascoltare di più anche la minoranza quando ha dei buoni consigli. Benissimo, e con i buoni propositi ci salutiamo. Grazie a Cristian Schiavon, grazie a Stefano Pelloni, grazie a voi per averci seguito. Vi lascio al meteo e poi al film. Arrivederci. Arrivederci a tutti. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo. Andiamo verso un capodanno senza freddo e con un peggioramento del tempo. Sabato 30 dicembre pressione atmosferica in diminuzione, ma sarà ancora stabile. Nel dettaglio sul Veneto avremo ancora la presenza della nebbia sulle zone pianeggianti, in particolare con cielo diffusamente coperto. Per vedere il sole si dovrà salire di altitudine e andare in quota. Le temperature saranno stazionarie, minime tra 2 e 5 gradi, massime tra 8 e 10 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui il cielo sarà grigio ovunque, ma con nuvolosità più consistente verso la costa, un po' meno sulle Alpi. Saranno ancora possibili locali foschie e nebbie. Temperature minime tra 1 e 5 gradi, massime sui 10-11 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Avremo qui schiarite più ampie al mattino alternate a qualche annuvolamento. Temperature minime intorno allo 0 o di poco sopra, massime sugli 8-9 gradi. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.